No, no, stavolta no, nel senso forse io dovrei andare a guardare tutte le assenze che avevamo noi stasera per poi poter fare una classifica su quello che poteva succedere in campo. Noi siamo entrati mosci, siamo andati subito in svantaggio, quindi poi si sa che quando una squadra va in svantaggio, la squadra che ha fatto gol prende coraggio. Abbiamo comunque gestito la partita, abbiamo giocato quasi tutta la partita solo noi. Il risultato 3-1, ma è anche abbastanza bugiardo perché il portiere loro ha fatto forse 7-8 parate importanti, quindi poteva essere un risultato molto più importante e più tondo. Loro sono stati bravi, però poi dopo alla fine credo che la qualità sul campo si sia vista. Beh, lunedì sarà una bella partita come al solito, come è stata all'andata. Loro continuano ad essere la squadra da battere perché comunque alla fine non è che il fatto che noi siamo primi, ma noi siamo primi insieme a loro perché loro hanno un riposo e noi dobbiamo ancora riposare. Quindi diciamo che dovremmo stare a pari punti. La squadra loro è sicuramente una squadra importante. So che verranno da noi con tutta la voglia di poterci far male e hanno tutte le qualità per poterlo fare. Sicuramente noi abbiamo un doppio risultato perché comunque anche il pareggio ci consentirebbe di stare avanti per lo scontro diretto vinto a casa loro. Per il resto sarà una bella partita. Spero che sia una partita che si giochi sul campo lealmente, come credo che siano anche loro tutti convinti di poter fare risultato da noi. Noi siamo convinti di poter comunque giocarcela fino alla fine, sempre con il massimo rispetto perché sono secondo me la squadra più forte del torneo.